Canale Canal. Buongiorno. Come stai? Emozionatissimo perché sto andando a fare una cosa nuova. Vuoi un indizio? Sì. Senti. Sempre pescatore, grandi orecchie sventola, sorriso di sale sempre. Allora, quello non è importante se suda. Se ne fa il video che mi fa una roba fatta bene, secondo me sta roba qua. Sì. Grazie a questo io posso passare agevolmente qua e non mi bagno. E una volta catturato il pesce, possibilmente si prende dalla parte esterna, si stacca l'amo e si rimette in acqua. Sono tutti accorgimenti per il benessere dell'animale. Ok, quindi quando sentiamo che il pesce... rispondi. Beh, ma rispondi, di che sei qua col canale. Dimmi. Per chi vuole un attimo prendersi degli spazi dalla moglie. Non c'è campo dove si va a pescare. Buongiorno signora. Allora si parte. Questo è un portaesche. Le larve. Qua mettiamo i lombrichi. Comunque c'è chi li mangia questi qua anche, eh. Dicono che il futuro sia mangiare i insetti. Vabbè, ciappete avanti, assaggia uno, manager. Allora cerchiamo un bel verme. Quindi no kill per il pesce e il verme, poi a morire. Vuoi provare subito tu? No, ma scherzi, tu. Che sarà? Togliamo l'amo e la rimetti in acqua. C'è sicuramente quello che arriva e dice: ah, ma quindi voi fate soffrire anche se minimamente il pesce per un vostro divertimento. Questo è visto come un atteggiamento egoista. La prima sentinella del fiume è sempre il pescatore, è il primo che si accorge di eventuali anomalie. Non a caso gli inquinamenti vengono segnalati quasi sempre dal pescatore. Eccola! Hai visto? Non ho paura della trota. Guarda la perfezione di questo pesce. Da qua capisci che il fiume è pulito? Pesce, certo. Ok. I corsi di pesca sono un paio di giorni di teoria. Però, già che lo prendo così, manager? Sì, sì. Anche Come come portaesche? portaesche è molto valido. Subito pronto. Incredibile sei. La vedi il canale? In mezzo alle due rocce ce ne sono due. Già, tu come le hai viste? Con gli occhi. Ma con gli pensa occhi. Vuoi provare a pescarla tu? Abbassa, la appoggi là in mezzo. Ecco! No! Non ne mordere. Ecco! La peschi l'impossibile perché Eccola! Ben, dai! Si è slamata al volo. Minima sofferenza. Nella malaugurata ipotesi che un pesce oggi sia morto per colpa nostra. In natura niente viene sprecato. Ci sono i macroinvertebrati che si cibano di corpi in decomposizione, è fonte di altra vita. Una preda da portare a casa io l'ho pescata. E se tutti i pescatori facessero così ad ogni pescata sarebbe ancora meglio. Certo, e questo è per il video, eh. No, scherzi. Domani purtroppo ne raccoglieremo molte di più. Voi vi starete chiedendo cosa faccio qua. Guarda che affari. Una borsa intera qua abbandonata. Ma veramente, guarda, che schifo veramente. No, ma la mia è quella, Canal. Ma è la borsa mia, stavo facendo una foto. No, che vergogna. Ma pensati che schifosi. Guarda che sporcaccioni. Magari è uno che vede questo video e riconosce la sua busta che ha lasciato. Vergognate. E voi siete dei volontari. Siamo aiutati in questo dalla Regione Veneto che ha istituito il Tavolo Blu. Tavolo Blu? È la consulta regionale per la pesca sportiva che gestisce una parte dei fondi. Questi soldi da dove arrivano? Ci siamo autotassati con un piccolo aumento della licenza di pesca per non gravare sulle risorse regionali. Ah, fantastico. Ehi, dimmi. Un attimo la pinza. Si può, visto che mi sono dio ciacoar, vero? Ah, quante cose ho imparato sul mondo della pesca. Non ne sapevo niente, ma da oggi conosco tutto. Scherzo. C'è ancora un mare di cose da sapere. Se questo è un mestiere non fa per te. No. Senza intraire un pasteggio.